Ciao! Ciao amici di YouTube. Allora, oggi è bruttissima, però va bene. Allora, oggi volevo fare un video delle mie 5 cose preferite dell'inverno, ok? Diciamo che l'inverno può essere stagione autunnale, invernale, cioè ambedue le cose, ecco. Mi è venuto in mente questo tag perché siccome oggi ho sistemato l'armadio, metà parte dell'armadio, allora mi è venuto in mente di fare questo video. Infatti ho detto così almeno magari può essere che a qualcuno di voi può piacere le stesse cose, quindi incominciamo subito. Allora, la prima cosa in assoluto è questa qua che ho addosso, ovvero è un poncio. Diciamo che è un poncio particolare perché come vedete ha le maniche, ok? Ha questo collo, però è doppio, ok? Io vi faccio vedere più o meno, è fatto praticamente così. Ha il bottoncino qui, uno qua e uno qua sotto dove si congiunge, però diciamo che è così. Scusate se non si vede bene, ecco, è aperto così. È praticamente di lana proprio bella pesante, proprio quella che dice bella calda, poi è morbidissima. E questa è la mia cosa in particolare preferita d'inverno. Questa è proprio la prima cosa che non deve mancare nel mio armadio. Perché, per esempio, stasera che sono uscita fuori a cena, non ho messo il giubbino, però ho messo questo. E sotto ho un maglioncino a manica lunga, diciamo tutto traforato. E dato che io sono una freddolosa, questo mi ha tenuto un sacco caldo. E a voi vi piacciono i ponci? Non lo so, perché io ho veramente una fissazione allucinante. Ne ho tipo altri 3 o 4, oppure mi piacciono anche magari su dei vestitini, tipo i mini ponci fatti, cioè corti fino sotto il seno, quindi molto carini. Adorabili, io i ponci li adoro, infatti devo vedere, anzi se mi consigliate dove posso andare a prendere dei ponci dove magari voi li andate a prendere, io sarei veramente contenta. Poi, la seconda cosa preferita, anche se lo stile, diciamo, non è proprio quello che io vorrei, però comunque mi piacciono, e sono questi stivaletti. Allora, qua c'è una cerniera finta ovviamente, è fatto così, è un mezzo tronchetto. Allora, partiamo dal presupposto che a me il mezzo tronchetto non mi è mai piaciuto, però non so perché, quando lo metto sui pantaloni mi piace un sacco, nel senso lo metto comunque sopra il pezzettino di jeans, comunque io uso sempre i jeans a sigaretta, mi piacciono un sacco, e con questi mi piacciono. Allora, praticamente sono fatti così, sono fatti di pelle, qua hanno una finta cerniera, qua hanno diciamo il pezzo da carro armato e qua hanno il tacco diciamo abbastanza grande, abbastanza alto, neanche tanto, e comunque bello grosso. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una capra a camminare sui tacchi, quindi preferisco di più il tacco così bello largo, vedete? Il tacco così bello largo perché mi è molto 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 più comodo. E così da questa parte si apre così e non basta. Quindi questa è la mia cosa preferita. Sono veramente molto carini, veramente, poi questo dettaglio è molto carino, anche se, ripeto, non si apre, però comunque è molto molto carino. Top. Poi, un'altra cosa che adoro sono i pantaloni in pelle, questi qui. Allora, vabbè, adesso sembrano stropicciati ma non sono stropicciati, però questi sono molto particolari perché hanno il pezzo qua in pelle, il pezzo qua sotto normale e il pezzo qua sotto ancora in pelle, e dietro sono fatti così, di tessuto normale con solo le mini taschine fatte in pelle. Sono veramente belli, poi sono elasticizzati, veramente belli. Ecco, a me i vestitini, perché questo non è un jeans, è un pantaleggings. Io li adoro i pantaleggings e soprattutto fatto così, anche se non tutto in pelle, ma qualche zona particolare fatta in pelle mi piace tantissimo, soprattutto. Ecco, non so se avete capito, a me piace molto il nero, tra eccezione di questo poncho che vabbè, comunque è scuro con qualcosa di chiaro, cos'è un beigeolino, diciamo così. Io amo tutto il nero, quindi il nero è molto bello, il nero lo metti con tutto, il nero è elegante, e io adoro il nero. Non so, voi invece che colore vi piace in particolare? Io come vestiti il nero, poi giustamente vario anche io colori, però nel mio armadio c'è quasi tutto nero. E quella era il terzo capo. Poi andiamo a un altro capo che secondo me non deve mancare, un vestito. Eccolo qua, rigorosamente nero. Allora, questo vestito, vedete, è fatto così un po' strano, è un tubino nero, è un tessuto molto bello, perché vedete anche sotto come è fatto. Sotto c'ha tipo la sua sottovestina, vedete? Fatta così, ed è un tessuto veramente bello, è morbido, sembra comunque molto stretto, invece morbido, calza veramente bene, e questo è molto particolare perché è fatto con questi volant, non so come chiamarli, ed
è molto bello. Dietro invece cioè nel senso è rifinito così, normalmente, con la sua cerniera, e ha queste diciamo pensiline fatte così. Però io questo vestito lo adoro. Ecco, questo vestito l'ho preso all'Imperial, che tra l'altro ragazze l'ho preso all'Imperial, ma adesso vi dico, perché c'erano ancora gli sconti. Adesso non mi ricordo, forse ha 2 anni questo vestito, quindi, o forse un anno, non mi ricordo bene. L'ho preso in sconto, costava mi sembra 70 euro, l'ho pagato 30 euro. Ho detto, ma guarda, come faccio a non farmelo scappare, scusate, bellissimo. E questo era il quarto capo. E il quinto capo che non deve mancare, parlando di oggettistica, sono i miei gioielli. Queste sono le mie 2 collane preferite, quindi giustamente sopra un vestito nero come questo sta molto bene una collana del genere, vedete? Ecco, me la faccio vedere un po' più da vicino. Ecco, una collana del genere, io l'adoro, perché vedete, mi piace il nero, però comunque mi piace anche molto variare i colori, e questo è veramente bellissimo perché ha dentro il colore lilla, rosa, tutti questi sbaroschini. È veramente bella, vedete? È veramente bella, bella, bella. E questa l'ho comprata a Bijou Brigitte, mi sembra, e l'ho pagata, questa l'ho pagata mi sembra 25 euro. 25 euro più o meno, perché questa qua praticamente l'ho presa quest'estate a luglio, no, a luglio, a giugno, perché dovevo fare da testimone di nozze a una mia amica, e siccome il mio vestito era blu elettrico, ho detto, per spaccare ho preso sia la collana così che il braccialetto che gli orecchini. Una favola veramente. E poi questa collana qui che invece è molto invernale, ecco, questa qua è un po' più estiva effettivamente, dà un po' più di brio, invece questa è invernale. Questa qua praticamente l'ho trovata insieme al vestito qua che vi ho fatto vedere, era messa insieme sopra il vestito, ed è veramente bella perché, a parte che è tutta profumata, perché io mi metto 3 kg di profumo, però vedete c'ha tutte queste perline fatte in modo carino, poi tutti questi dettagli di catenelle in oro, è veramente bella, ed è vedete un gioiello molto particolare sopra una maglietta, sopra comunque un vestito. Ecco, diciamo che mi piace un sacco, e la metto quasi spesso questa collana, metto più questa che neanche questa, perché questa qua diciamo che è un po' più particolare da abbinare. Perfetto, questi erano i miei capi preferiti, ovvero un pantaleggings, adoro i jeans, però io preferisco di più i pantaleggings, un vestito, cioè nel senso il vestito ne ho di più, però penso che nel settore invernale un vestito particolare ci deve essere, perché io metto più vestiti d'inverno che neanche d'estate. Non so spiegarvi questa mia anormalità, però metto più vestiti d'inverno che d'estate, nonostante che io odio le calze, quindi sono fatta tutto in modo particolare. Quindi un vestito, un pantaleggings, il poncio che non deve mai mancare assolutamente, e questi oggettini, ovviamente, cioè gli anelli, a me piacciono molto questi tipi di anelli fatti così belli grossi, ok, vabbè, questi qua sono piccolini, però mi piacciono molto questi anelli grandi. Infatti volevo prendere, avevo visto, non so se conoscete il Chiavi come negozio di abbigliamento, avevo visto dentro al Chiavi, oppure anche all'OVS, che vendono proprio anche, a me piacciono proprio anche, non solo qua, ma anche gli anelli a fine dito vicino all'unghia, sono meravigliosi, e li devo ancora comprare, quindi meraviglioso. Ok, perfetto, questo video in particolare volevo far vedere i miei 5 i miei 5 capi preferiti d'inverno, e niente, spero che vi sia piaciuto, e ditemi anche voi, o comunque fatemi vedere quali sono le vostre 5 cose preferite invernali, così almeno se c'è qualcosa che mi piace io posso prendere spunto. Io ringrazio ancora tutti i nuovi iscritti, e vi mando un bacione grande grande grande, e ci vediamo al prossimo video. Yeah!